Allora vi do un po' di aggiornamenti per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine. Dunque, allora oggi è stata conclusa tutto Viale Trieste, le zone di via Bergamo, via Torino, via Cremona, fino a via Lisonzo, dove è stata finita quella zona. Manca ancora una parte di San Felice che si pensa, prendete sempre questa indicazione con Granusalis, si pensa di finire domani, anche perché con questo vento i volontari, che tra l'altro sono spesso persone anche diciamo mature, devono stare anche attenti a loro, anche loro di non ammalarsi. Quindi, tornando a Chioggia, è stata finita la zona lato riva mare, comprese le calli fino a Calle Comelli, e per domani si presume di finire quella zona, sempre ci dicono i volontari della protezione civile, inizieranno da Vigo fino al Corso del Popolo della piazza, in quanto hanno finito le mascherine ed è prevista un'altra consegna per domani mattina alle 9:30 e poi inizieranno la distribuzione. Tenete presente che quando consegnano le mascherine poi i volontari sono lì fitti a fare l'imbustamento ed è un'operazione che richiede tempo in pratica. Sempre oggi è stata, diciamo, in questo momento in via di ultimazione, dovrebbe essere già finita tutta via della Fossetta, e sabato prevedono quindi una giornata molto intensa perché è prevista un'altra consegna di mascherine e quindi a cui ovviamente deve seguire il imbustamento, che è un'operazione insomma abbastanza, insomma si perde del tempo, e si spera quindi di finire tutta Chioggia in modo, chiuso al centro storico praticamente, in modo da iniziare domenica, sempre tutto questo con riserva, dipende anche dalle condizioni meteo, di iniziare Borgo San Giovanni, iniziare Borgo San Giovanni e iniziare Viale Mediterraneo, in modo via via da fare tutta la parte di Nuova di Sottomarina. Questo sarebbe in linea di massima il programma, è sempre, diciamo, sempre condizionale, dipende da tante cose. Ricordatevi che sempre tutta questa operazione la stanno facendo in maniera volontaria gli amici della protezione civile, che tra l'altro anche oggi è stato freddissimo e quindi hanno fatto veramente un'operazione molto importante che stanno continuando, non finiremo mai di ringraziarli abbastanza. Ecco, dalla protezione civile ci chiedono che i cittadini stiano attenti per individuare quella bravissima persona, virgolettato, sono parole proprio del coordinatore della protezione civile Leo Mercantini, che dice che questa persona che ruba appunto ha rubato le mascherine dalle cassette non è tanto per il valore in sé, ma è una cosa veramente vergognosa, e quindi si invita ai cittadini a stare attenti e a segnalare eventualmente questo individuo alle forze dell'ordine. A noi, come Chioggia Azzurra, era arrivata una segnalazione, però prendetela sempre con riserva, che si tratta di una persona che circolava con un canna nero, ecco, ve lo dico così. Ecco, al momento questa è la situazione. Vi prego di non mandarmi messaggini dicendo quando arriva da me, perché man mano che noi abbiamo le notizie, che lo sappiamo, sempre a seconda della situazione, ve li inoltreremo tramite appunto i messaggini WhatsApp che sapete che abbiamo segnalato. Per il momento è tutto, se ci sono altri aggiornamenti sarà nostra cura aggiornarvi. Ciao a tutti e in bocca al lupo, e ovviamente restiamo a casa e cerchiamo di stare seguire il più possibile le regole, insomma. Ciao, grazie.